A Cavallino Treporti si apre improvvisamente una voragine che inghiotte la strada, crollano 10 metri di carreggiata, per miracolo nessuna vettura coinvolta. Parla il residente che ha sventato il dramma accorgendosi che la strada stava per cedere e fermando le auto prima che crollasse l'intera carreggiata. Dopo 2 anni si riunisce a Roma il Comitatone per Venezia, all'ordine del giorno la salvaguardia della laguna, annunciata intanto la prova di sollevamento di tutte le paratie del Mose a Malamocco la notte del 2 dicembre. Prosegue intanto la conta dei danni di acque alte mareggiate ingenti anche per il commercio da Chioggia a Venezia al litorale, l'appello di Confcommercio Veneto alla politica. 'Ndrangheta, nuovo capitolo dell'operazione Camaleonte in Veneto, notificati 54 avvisi di chiusura indagini, che un imprenditore padovano partecipava insieme ai calabresi alle estorsioni. C'è anche l'associazione per delinquere tra le accuse di un'indagine della Guardia di Finanza che ha portato a 4 arresti, 86 denunce al sequestro di beni per 37 milioni. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del referendum di domenica per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre. I fronti del sì e del no affilano le armi per il rush finale. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la voragine che si è aperta oggi nel primo pomeriggio a Cavallino Treporti, inghiottendo una parte della carreggiata. Per miracolo nessuna vettura è rimasta coinvolta, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo subito in diretta con i nostri inviati Ilaria Marchiori e Cristian Roque Allende. Buonasera. Buonasera Marta, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui in via Pordelio, zona Caballarina, Cavallino Treporti, dove oggi poco dopo le 13 si è aperta questa voragine per un tratto di 10 metri, profonda circa 3, come state vedendo dalle immagini. I lavori sono iniziati poco dopo, stanno proseguendo tuttora, ma ci sono degli aggiornamenti perché la zona è messa in sicurezza, ma ovviamente mancano i lavori adesso per quanto riguarda tutta la parte idraulica, e ne parliamo proprio con il vice sindaco di Cavallino, Francesco Monica, che è qui insieme a noi. Sappiamo che il sindaco oggi si è recato a Roma per partecipare al comitatone convocato d'urgenza per affrontare quella che è stata l'emergenza acqua alta che ha colpito Venezia nei giorni scorsi. Dunque Francesco Monica, qual è ora la situazione qui lungo via Pordelio? La situazione è che fervono i lavori e tra un paio d'ore, 3, dovrebbero aver messo in sicurezza con un palancolato che potete vedere qui dalle immagini, con un palancolato che dovrebbe riuscire a bloccare l'acqua che riesce ad entrare ancora in questo momento da parte del canale Pordelio sul canale del Consorzio della Bonifica, che è situato ed è molto più basso rispetto al Pordelio. Questo è il frutto dell'acqua granda dei giorni scorsi e delle copiose piogge che ci sono state. E purtroppo l'acqua è riuscita a penetrare da sotto la mura di contenimento del canale stesso, che fa parte della nostra gronda lagunare, ed è rientrata in questo canale di bonifica. Il problema grosso è che è caduta giù parte della strada, è franata ed ringraziamo il Signore che nessuno in quel momento ci stava transitando, perché il foro che ha provocato è stato un foro di circa 3,5 metri di profondità. Stavamo parlando proprio poco fa che c'è una differenza, no, da una parte all'altra della strada. Certamente, perché l'acqua alta che c'è nella laguna è di levatura più elevata rispetto a quello che è il canale interno della bonifica. Intanto abbiamo già visto che sono stati posizionati sacchi di sabbia, continuano a scaricare anche abbondante terra? Sì, sono stati scaricati parecchi sacchi di sabbia, terra e anche dei grossi massi che hanno impedito lo sgrottamento di un tratto di strada bianca che è proprio dove adesso stanno lavorando con il palancolato. Se non si fosse adoperato il Provveditorato dei Lavori Pubblici a fare immediatamente quest'opera, sicuramente la strada sarebbe venuta giù completamente. Ecco.
La stima dei danni non è ancora definitiva, ma è già molto alta. La stima dei danni è, diciamo, spannometricamente parlando, sarà non meno di 1 milione di euro, però dobbiamo ancora andare alla ricerca da dove c'è l'infiltrazione che continua ad entrare, per la quale continua ad entrare l'acqua. Ecco, Quindi, perché questo, diciamo, il punto focale. sì, in questo momento è stata messa in sicurezza con ordinanza tutta quanta la strada, cioè nessuno può transitare sulla strada ovviamente e neanche nel ponticello accanto, perché effettivamente il rischio di frana è molto molto alto. Allora avete sentito, la zona è in sicurezza, ora si tratta di occuparsi della parte idraulica e soprattutto di cercare di capire l'origine per poi poter intervenire definitivamente per una strada che è importantissima per la zona di Caballarin e Cavallino Tre Porti. Ringrazio il vice sindaco di Cavallino Francesco Monica per averci illustrato insomma, l'andamento dei lavori e quanto sta accadendo, e vi lascio a una importante testimonianza raccolta proprio qui oggi sul posto nel prossimo servizio. Ho fatto in tempo a fermare 2 macchine e poi hanno cominciato a cedere prima vicino qua, si è formata la voragine vicino al guarrai e poi 30 secondi è andato giù l'altro pezzo e poi è andata giù anche l'altro, poi in quel momento si è aperta tutta. C'è stato qualcuno che non voleva fermarsi, che proveniva dall'altra parte, una macchina rossa, spero che mi paghi il pranzo. Ci può scherzare su Pietro Calì sulla voragine che si è aperta in via Pordelio a Cavallino Tre Porti. Grazie a lui, al suo colpo d'occhio, non ci sono stati feriti. Ha notato della schiuma marrone nel canale, ha scorto il fontanazzo che buttava acqua, ha intuito che qualcosa stava per succedere. Qualche istante e 10 metri di strada lungo la laguna sono stati inghiottiti all'improvviso. Si sente un po' un eroe. No, per niente. No, eroe per niente, no. L'episodio a luna di pomeriggio, località Caballarina, all'altezza delle intersezioni con via Passerelle e via della Fonte. Questa è una conseguenza degli eventi meteorologici che ci sono stati nei giorni e nelle settimane precedenti. È cominciata una piccola erosione, man mano è andata avanti fino ad arrivare a questo punto. Qui possiamo dire che i problemi sono derivanti dalle alte maree eccezionali che abbiamo avuto. Immagini di un cedimento stradale che si sommano a quelle arrivate in queste ore da altre zone d'Italia e che raccontano di un paese fragile in cui le emergenze si moltiplicano. Immediato in via Pordelio l'intervento del comune. I tecnici sono al lavoro per cercare di stabilire l'entità dei danni di cui si dovrà fare carico l'autorità competente e il provveditorato per le opere pubbliche. La strada rimane chiusa, difficile ipotizzare quando il manto stradale verrà ripristinato. La zona è stata intanto messa in sicurezza. Stiamo cercando di tappare, diciamo, il buco lato laguna e di rinforzare gli argini del canale in modo che non venga completamente eroso. È un intervento provvisionale di emergenza. E poi l'impresa so che sta facendo arrivare, d'accordo col comune ovviamente, delle palancole e un macchinario per installare delle palancole a chiusura della voragine che si è aperta. Un evento non preventivabile accaduto proprio nel giorno in cui il sindaco di Cavallino Tre Porti, Roberta Nesto, è a Roma a Palazzo Chigi per prendere parte al comitatone per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, con la ferma intenzione di portare a casa risorse per la messa in sicurezza anche del suo territorio comunale. Il comitatone è tornato a riunirsi oggi a Roma, ha annunciato intanto un nuovo test del Mose a Malamocco. Dopo 2 anni il cosiddetto Comitatone per Venezia torna a riunirsi a Palazzo Chigi, presieduto dal Premier Giuseppe Conte, con i ministri delle infrastrutture Paola De Micheli, dei beni culturali Dario Franceschini, dell'ambiente Sergio Costa, i vari sottosegretari, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che prima al Quirinale ha incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella, e altri sindaci della città metropolitana di Venezia. Una riunione quasi contemporanea all'annuncio che le paratoie del Mose alla bocca di porto di Malamocco si alzeranno la notte tra il 2 e il 3 dicembre. Si comincerà alle 20:30 e si andrà avanti fino alle 6 di mattina. Si tratta dell'ultimo test dopo Tre Porti, Lido e Chioggia, una prova originariamente programmata il 4 novembre, poi rimandata a causa di forti vibrazioni all'impianto idraulico. Di Mose si parla naturalmente anche alla riunione del Comitatone, la cui ultima convocazione risaliva al novembre 2017. Allora all'ordine del giorno c'era il passaggio in laguna delle grandi navi da crociera, questa volta dopo
l'emergenza acqua alta dell'ultimo periodo, in primo piano c'è la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, dal rifinanziamento della legge speciale al marginamento antinquinamento delle rive di Porto Marghera, oltre naturalmente, come detto, al Mose, il cui completamento entro il 2021 è stato indicato come necessario dal ministro veneto Federico D'Incà. Di tutt'altro parere i comitati No Grandinavi e No Mose, impegnati in una manifestazione contemporanea al Comitatone davanti a Montecitorio. Il Mose non funzionerà mai, dicono, un'opinione diametralmente opposta al presidente dei deputati di Forza Italia, il veneziano Renato Brunetta, che ha definito il Mose la più grande opera idraulica della storia dell'umanità. E la riunione del Comitatone è terminata proprio pochi minuti fa. Il governatore Zaia, abbiamo avuto la conferma del finanziamento dei 5 miliardi e 493 milioni, il che vuol dire che il governo si impegna a metterne i 320 milioni mancanti, e abbiamo avuto anche una conferma del cronoprogramma per la fine dei lavori il 31 dicembre del 2021. Così il presidente del Veneto Zaia, che ha anche aggiunto che ci interessa capire che quale evoluzione avrà questo cantiere, che è dello Stato. La direzione è confermare che il cantiere ha un impegno di 5 miliardi e 493 milioni, mancano quindi 320 milioni che il governo pensa di stanziare. Questo quindi il cronoprogramma. Io non mi tiro fuori, dice Zaia, la regione non c'entra nulla, è stato istituito un tavolo di informazione e di coordinamento dove noi potremo avere informazioni sullo stato dell'arte, così ha concluso il governatore. Un accesso speciale al credito e la richiesta di prorogare le tasse in scadenza. Anche la Confcommercio del Veneto in campo per le migliaia di iniziative per aiutare e sostenere le attività del veneziano che sono state colpite dal maltempo. Sono segnalazioni dove persone hanno perso tutto, dove si sono trovati da aver appena messo in piedi qualcosa di significativo a non aver più la possibilità di operare. Sono cose che toccano. Da un lato le cifre, dall'altro le storie. Dietro le centinaia di milioni di danni provocati dall'ultima ondata di acqua alta e mareggiate ci sono migliaia di vicende di persone che hanno subito danni alle abitazioni o alle proprie attività economiche. Anche la Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia si è mobilitata di fronte all'emergenza e si muove su un duplice fronte. Da un lato misure di sostegno agli operatori economici, dall'altro una serie di richieste specifiche alla politica nazionale e locale. Il credito lo facciamo da qua per quello che è possibile e per quello che comunque dovrebbe essere necessario, senza promettere ma poter agire immediatamente. Alla Regione è stato chiesto di poter fare il salto per quelle che possono essere cifre ben più importanti, e per quanto riguarda i comuni chiaramente tassa rifiuti, tassa sulle insegne, tassa sui plateatici, la dichiarazione di fine mese dove ancora bisogna fare dei versamenti sull'IMU. Dunque, innanzitutto una linea speciale di credito a tasso agevolato per soddisfare richieste sino a 25.000 euro per la durata di 12 mesi. Ma poi la palla passa anche allo Stato fino ai comuni per stanziamento di fondi, proroga delle imposte e dei tributi locali in scadenza e tutto quanto possa aiutare a rialzarsi un ampio raggio di territorio che passa per Venezia, Chioggia e le località del litorale. Vogliamo essere più vicini al mondo che poi è quello che con noi convive, cioè i residenti stessi, insomma chi abita al pian terreno a Venezia e si è trovato un metro di acqua in casa, lì non risolve niente né oggi neanche domani, perché poi l'acqua penetra e prima che si asciughino quei muri e uno ci deve vivere lì, quindi è una situazione dove penso che il più fortunato ha avuto sfortuna. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, nuovo capitolo dell'operazione Camaleonte sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto. 54 persone, una rete che gestiva un giro di estorsione e riciclaggio di denaro tra il Veneto e la Calabria, concluse le indagini preliminari dell'operazione Camaleonte che ha portato alla luce le infiltrazioni dell''ndrangheta a nord-est. 39 persone erano già state arrestate o indagate, a queste se ne aggiungono altre 15 dopo le nuove testimonianze di imprenditori veneti vittime di estorsione. I nuovi provvedimenti in tutta la regione, Padova, Venezia, Vicenza, ben 4 a Tezze sul Brenta, Treviso e Belluno. L'indagine
L'indagine era partita nel 2013 dalla provincia di Padova dopo il pestaggio e il tentato sequestro da parte dei fratelli Sergio e Michele Bolognino di Galliera Veneta ai danni di un imprenditore di Treviso. E proprio la città del Santo si conferma punto centrale, dove la cosca cutrese del grande Aracri diramava i suoi tentacoli con la figura del calabrese Antonio Mangone di Legnaro. Tra gli sviluppi più importanti quelli che riguardano un imprenditore edile di Vigonza che ora è accusato di associazione a delinquere e di aver partecipato direttamente alle estorsioni. L'imprenditore, che già era indagato in una precedente fase, oggi risponde di 416 bis perché siamo riusciti a dimostrare come effettivamente partecipasse alle attività finanche estorsive dell'associazione, quindi partecipava in tutto e per tutto a quello che era l'attività dell'associazione, in questo caso di 'ndrangheta. Carabinieri e finanzieri hanno raccolto in questi mesi le testimonianze degli imprenditori vittime del sistema di estorsione. Nei loro confronti venivano messi in atto continue pressioni psicologiche, un metodo mafioso che una vittima paragona a quello di Al Capone. In un caso la moglie di un imprenditore in lacrime ha raccontato dei risparmi di una vita andati in fumo. Il marito ora ha problemi di cuore e lei combatte la depressione. Oltre alle estorsioni poi c'era anche la parte della pulizia del denaro illecito che veniva riciclato attraverso false fatturazioni. È un'impresa cartiera riconducibile appunto ai soggetti calabresi, emetteva false fatture nei confronti delle imprese locali, quindi c'era il giro di false fatturazioni. Il denaro contante si tramutava appunto in bonifici, quindi bonifici tra società, e il denaro era ripulito. Dopo l'avvio delle indagini dell'operazione Camaleonte, un imprenditore veneto accusato di aver agevolato queste operazioni ha deciso di sanare la propria posizione versando nelle casse dell'erario 5,5 milioni di euro. Frode dei carburanti, 4 arresti e maxi sequestro di beni. Vediamo. Dallo sviluppo di un'indagine da noi avviata 2 anni fa abbiamo individuato un gruppo di soggetti, 2 calabresi e 2 milanesi, che hanno architettato un'articolata frode IVA carosello nel settore del commercio dei carburanti. Li abbiamo arrestati tutti e 4 e sequestrato loro beni per 37 milioni di euro, che corrisponde al loro vantaggio relativo all'IVA non versata all'erario. Gli arrestati dalle Fiamme Gialle in collaborazione con i Carabinieri di Roma sono 2 intermediari calabresi, fratello e sorella, con base in uno studio professionale di Roma, e 2 esperti di prodotti petroliferi di Milano. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata ai reati di dichiarazione fraudolenta, omessa e infedele, utilizzo di fatture false e indebita compensazione di imposte. Diverse le tecniche con cui operavano. Il prodotto arrivava via mare qui nel porto di Venezia, veniva stoccato in depositi veneziani e il prodotto veniva ceduto solo cartolarmente a una serie di imprese tutte gestite dall'organizzazione. Si tratta di società fantasma, frodando l'IVA che non veniva versata all'erario con diverse tecniche. Mediante la presentazione di false dichiarazioni di intento, il prodotto veniva dichiarato essere venduto all'estero, in realtà non era vero. In altri casi vedevano direttamente e compensavano le imposte dovute con falsi crediti IVA precedentemente maturati. Parallelamente agli arresti, finanziari hanno sequestrato quote societarie, disponibilità finanziarie e 48 immobili nelle province di Milano, Novara, Parma e Reggio Calabria. Parliamo di oltre 60 società coinvolte a livello nazionale, sono tutte o quasi tutte cartiere e utilizzate per non lasciare traccia della frode. 86 in tutto le persone denunciate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere, omessa infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissioni di fatture false e compensazione indebita d'IVA e riciclaggio e autoriciclaggio di denaro. Tasse, opportunità, Mose, costo biglietti dei trasporti, dibattito infuocato, quello di ieri sera a Ring, a pochi giorni dal referendum di domenica sulla separazione tra Venezia e Mestre. Vediamo un estratto della trasmissione. State distruggendo la città di Mestre, quel poco che aveva, ed è da 30 anni che i partiti che voi difendete hanno distrutto la città e li state difendendo ancora. E quando io vedo quelli cani nelle discussioni mi fa sorridere, ma meno male, di presentarsi alla città di ma con Mestre comune, ma con un saranno gli alberghi che abbiamo gli oneri di urbanizzazione, non sai benissimo perché abbiamo il bilancio. Cosa vuol dire? Ma tu hai distrutto un settore
come paghi i servizi? Dai, come paghi i servizi? Hai distrutto ma una cosa? classe, Ma hai distrutto cosa? una classe. Cosa lo portano quegli alberghi? Cosa c'è? Che progetto c'è per Mestre? Non c'è nessun progetto. Ma scusami un attimo, la crisi economica di questo paese dura da 30 anni. E la colpa è del comune unico, perché non siete in grado questa è una narrazione. E allora devono andare a casa tutti. Lo hai sempre affermato tu in tutti i dibattiti, anche in questa sede, che Mestre paga più tassa sui rifiuti di Venezia e in questo modo aiuta Venezia a pagare meno. Nel totale non giocare. È che sono il triplo degli abitanti, perché siamo il triplo degli abitanti, ma le tariffe sono quelle. Noi paghiamo come fossimo in Piazza San Marco. Questo ma Venezia come copre? Che ha un costo te lo dico io come copre, te lo dico io. Venezia fa pagare di più i turisti e se li tiene per pagare le spese dei turisti. I turisti però adesso vanno bene. Quindi far pagare di più i turisti. Quelli che arrivano sono quelli che non pagano, quelli non vogliamo più. I turisti giornalieri che non pagano sport non li vogliamo. Vogliamo un turismo. Ed era l'ultimo servizio da Venezia per questa sera, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo tra poco 20:10, subito dopo il telegiornale di Treviso, si parlerà del Natale trevigiano e degli eventi previsti con Lavinia Colonna Preti, assessore alla cultura. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Dopo una breve tregua, l'avvicinamento dell'ennesima perturbazione di novembre causerà una nuova fase di maltempo sul nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto condizioni di tempo in peggioramento, con cielo molto nuvoloso e con precipitazioni a partire dai settori occidentali in graduale estensione con il passare delle ore anche al resto della nostra regione. Fenomeni più abbondanti sui settori montani e pedemontani. Limite delle nevicate intorno ai 1500-1700 metri circa. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo anche qui sarà perturbato in intensificazione dal pomeriggio e poi in serata con piogge localmente anche intense. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese invece tra 11 e 14 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, avremo infatti rovesci diffusi un po' dappertutto, ma in questo caso migliorerà entro la serata. Temperature minime sui 5 gradi, massime vedete sugli 11 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.